persone di 40-50 anni, anche oltre, hanno tutte le caratteristiche secondo noi per partecipare a questo bando per gli agenti di polizia municipale. C'è sempre un'età per diventare vigili urbani, almeno a Vittorio Veneto, dove il comune ha deciso di cancellare il limite per poter partecipare al prossimo concorso per agente di polizia locale. Non occorre più insomma essere sotto i 37 anni, mentre rimangono gli altri requisiti. Le prove sono sempre le stesse, anche perché dobbiamo rispettare il regolamento nazionale rispetto all'assunzione del personale e quindi ci sarà una prova fisica che però insomma abbastanza facile, una persona allenata riesce a superarla, poi una prova scritta e una prova orale e quindi ci sarà una commissione che vaglierà queste caratteristiche delle persone. Una scelta obbligata per il sindaco, visto che i giovani sarebbero poco interessati alla carriera di agente di polizia locale. I giovani oggigiorno fanno difficoltà ad accedere a questa professione, anche se, ripeto, è una professione molto qualificante e anche gratificante. È vero che ci sono orari di servizio magari che vanno fuori nel serale e quindi anche la domenica, i festivi, cioè è abbastanza impegnativo, però è gratificante. Quindi io penso che anche i ragazzi che escono dalle nostre scuole superiori, anche di seconda generazione e che arrivano insomma con famiglie alle spalle di provenienza extracomunitaria, sia una professione appetibile anche per loro, ecco. Da qui anche l'idea di rendere la polizia locale anche multietnica. Abbiamo visto anche la realtà del comune di Venezia e Mestre, dove appunto all'interno del loro corpo di polizia municipale hanno delle persone che hanno una visione un po' più ampia a livello culturale, quindi sarebbe interessante che anche qui da noi ci fosse l'occasione di poter assumere delle persone che arrivano anche con una formazione culturale diversa rispetto alla nostra. Ma il sindaco va oltre, puntando anche ad una migliore retribuzione pur di rimpolpare le fila della polizia locale. Vorremmo anche provare a dare qualche incentivo in più rispetto a delle progettualità che possono essere fatte dal corpo polizia municipale. Ieri sera abbiamo avuto 5-6 pattuglie fuori per quanto riguarda la sagra e i festeggiamenti di Sant'Augusta e io penso che sia anche doveroso riconoscere, oltre ai straordinari, anche una certa diciamo, riconoscenza per quanto riguarda il loro servizio, che lo fanno sempre in modo molto accurato e con tanta passione.